Eder, Mech, Pallister. Silvia, la nuova autopsia sarà probabilmente l'ultima occasione per fare luce su questo mistero. Noi speriamo molto in questi ulteriori esami. Sono molto fiduciosa. Perché il suicidio non è stato spiegato. Morta appunto e basta. Come? Non si sa. Quando? Non si sa. Il medico legale ha fatto un lavoro a regola d'arte o c'è stato qualcosa che non è andato? La lacuna principale è stata quella del sopralluogo, dove non si è fatto ciò che si doveva fare. La rilevazione della temperatura, un'analisi più attenta del cadavere in situ e conseguentemente questi dati mancheranno e non saranno più sopperiti. La cosa che invece possiamo fare con successo è di verificare le eventuali lesività presenti sul corpo. Le foto non chiariscono la presenza di alcune lesività che potrebbero essere fondamentali per appurare la causa di morte. Come si farà a capire se il corpo è stato davvero congelato o refrigerato? Mediante lo studio di un enzima tissutale che è usato comunque nella pratica della sofisticazione alimentare e che i medici forensi di università francesi hanno già sperimentato essere valido in casi di omicidio. C'è quindi la possibilità di riuscire a sapere quando è morta Liliana e come? Noi confidiamo veramente di sì e la nostra relazione che ha portato poi a questa esumazione di cadavere ci dice che per noi è possibile farlo. Sebastiano, per caso ti ricordi ancora come hai conosciuto Liliana? Mi trovavo a una presentazione di un libro, di qualcosa, e lì ho visto Liliana la prima volta, poi l'ho rivista una seconda volta, poi ho detto è meravigliosa, è un angelo. E niente, mi sono innamorato di questa donna. Il tuo rapporto con Liliana era molto solido? Molto. Ed è rimasto solido fino a dicembre 2021? È sempre stato così fino alla fine. Ma tanto solido forse non era, visto che Liliana aveva a quanto pare una relazione con Claudio Sterpin. Ma questa per me è una grande offesa che viene fatta a me e a Liliana, anche perché non ci sono elementi. Io non sono qua per discutere di un presunto amante. Pensate, io dico a quelli che stanno seguendo, pensate, un giorno della tua vita esci di casa, saluti tua moglie, lei ti saluta dalla finestra e dopo non la vedi più. E sono cose tremende, ma la cosa più tremenda è quando viene fuori questa storia che io considero una frequentazione, visto che Liliana e questo signore si conoscevano 40 anni fa, perché Liliana faceva maratone, faceva 100 chilometri, era un atleta. Anche quando poi abbiamo continuato nelle nostre cose, lei lavorava, poi andava a correre, si allenava, tantissime cose. Poi sono saltate fuori le biciclette, prima facevamo cross in moto, di tutto, abbiamo girato un po' dappertutto e abbiamo fatto migliaia e migliaia di foto. Io ho fotografato Liliana perché la consideravo la mia modella, gli dicevo sempre tu sei la mia fotomodella. E ci sono queste foto che ormai girano per tutto il mondo e per me vedere queste foto mi danno quel senso di gioia che abbiamo vissuto in quegli anni. Dopo cosa sia successo, non lo so. Nel video che ho messo ieri mattina parlavi chiaramente di un segreto che l'aveva portata al suicidio. Nel video di stamattina invece cosa ci dici? Si è tolta la vita o è stata uccisa? Guarda, sono cose che io mi domando da 2 anni. Prima cosa, assolutamente non credo nel suicidio, anche perché Liliana amava la vita. Noi eravamo andati qualche mese prima a parlare con un'agenzia che volevamo andare in Brasile da questi nostri amici. E avevamo parlato con l'agenzia e si pensava in febbraio di riuscire ad andare. E poi è successo questo. Com'era Liliana? Liliana era allegra, sincera, onesta, simpatica, di compagnia. Era la donna più dolce che ho trovato nella vita, per me. Solo con lei sono riuscito a dire amore mio. Non è poco, per me.
Sebastiano ha ipotizzato qualche volta che Liliana si sia suicidata. Tu cosa pensi? Ma non esiste un suicidio, nessuno di noi ha creduto, né poteva credere. Per diverse ragioni ognuno, io perché per come noi si parlava in casa mia del nostro futuro assieme, ma quale suicidio? Tu Silvia invece cosa hai pensato? Ho pensato che è stata picchiata, che quindi la tesi del suicidio era inesistente. Sebastiano, Liliana aveva ormai scelto Claudio? Guarda, la storia di Sterpin è degenerata quasi fin da subito. Quando lui esternava questa convivenza, questo rapporto così, e poi dicendo cose che comunque fanno male, perché facevano l'idromassaggio nella jacuzzi, diceva, si sedeva sulla mia gamba, sul mio ginocchio e ci baciava. Ma vi rendete conto di quello che dice questo signore, senza contare quello che ultimamente sta esternando, addirittura che dovevano sposarsi, che dovevano andare via a vivere insieme. Sono cose veramente che feriscono e dico, ma ti rendi conto che stai dicendo delle cose dove mia moglie non c'è più e non può difendersi, perché non può difendersi di queste parole. Io ho tirato indietro tutto il mio orologio della nostra vita migliaia di volte. L'importante è che non l'hai tirato indietro alle 9:17. Io ho tirato indietro tutto il mio orologio della nostra vita migliaia di volte e mi sono sempre chiesto, ho sbagliato qualcosa, ho fatto qualcosa, non lo so. Io ho avuto la fortuna di conoscere dei criminologi in Toscana, quelli che seguono da anni, da 40 anni, il mostro di Firenze. Beh, Sebastiano, dire a un criminologo che segue un caso da 40 anni e non lo ha risolto non è certo fargli un complimento. E sono stato lì a fare un reportage fotografico e ho detto, ho bisogno di voi, dovete aiutarmi a capire cosa sia successo. Sebastiano, sapresti raccontarci la storia dell'alibi perfetto? Sì, Madonna. E anzi, devo ringraziare la squadra mobile, perché io ero talmente sotto shock, e tremavo, e io quella notte lì, quando è scomparsa Liliana, dopo essere rientrato dalla questura, veramente non so cosa mi sia successo, veramente delle cose tremende. E poi nei giorni successivi sono venuti gli agenti, abbiamo guardato un po' la casa, hanno controllato, guardato. Poi mi hanno chiamato, sono stato invitato in questura e lì non riuscivo assolutamente a mettere insieme cosa ho fatto io quel giorno. Che gentili le forze dell'ordine, avete visitato casa tua e poi loro per ricambiare ti hanno invitato per farti visitare la loro. Sì, diciamo che con l'aiuto della squadra mobile siamo riusciti a ricostruire un po' tutto quello che è avvenuto quel giorno. Che gentile Sebastiano, potresti aver illuminato le menti di chi si troverà da ora in caserma senza un alibi. Chiederà aiuto agli inquirenti per costruirne uno. Beh sì, di costruirne o di ricostruirne. E così tu non sei mai stato indagato, vero? Assolutamente no. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.